Tutto pronto al Pala Tarquini di Ciampino, dove Virtus Ciampino e Vis Fondi si giocano una gran fetta di stagione. Gli ospiti per consolidare il primato in classifica e invece i padroni di casa per avvicinarsi alle posizioni che contano e in piena zona playoff. La porta avanti con la suola il numero 7, poi la affida a Capitan Guercio. Yorné. Guercio. Ancora la numero 10. A smistare il pallone, decidere che cosa fare. Va da Yorné, si scontra poi con Colucci che prova Caparbi a recuperare il pallone, però offensiva dall'altra parte. La Virtus Ciampino con la prima conclusione che impensierisce Iarriccio. Ultimo tocco però di una giocatrice della Virtus Ciampino, pallone che rimane a metà strada, la conclusione da fuori con l'intercetto di Lucentini che rischia di diventare pericoloso. Ci aveva provato Zomparelli. Si riparte da Alvino. Il suggerimento di dietro direttamente da Taccaliti. Sbagliato però la triangolazione della Virtus Ciampino. Allora Guercio che si dava tu per tu con Taccaliti. Che miracolo del portiere di casa che mantiene lo 0-0 al 12esimo. E adesso calcio d'angolo con Zomparelli che va dentro per Guercio. Completamente solo il capitano della Virtus Fondi che al 12esimo minuto di gioco fa 1-0. Vantaggio per 1-0. C'è spazio adesso per Segarelli che fa la conclusione ed è un rasoterra imprendibile di Iarriccio. Improvvisa la risposta del Virtus Ciampino che mette tutto in equilibrio. Guercio direttamente porta il tocco. Incredibile gol subito dalla formazione di casa per la rete realizzata di Colucci, che ha staccato di testa sventando su Alvino. Alvino. Centola. Poi ancora Colucci che adesso è un po' di strada, potrebbe firmare la doppietta, vediamo se arriva la conclusione, pallone che rimane lì. Conclusione alta però quella di Zomparelli. Ancora la numero 6 che fa fatica a gestire il pallone, poi torna da Alvino. Sulla sinistra da Centola che prova a sfondare nel versante sinistro del campo, la mette dentro, l'uscita intelligente di Iarriccio che interrompe tutto. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Guercio con la conclusione, un rasoterra che spaventa Taccaliti. Verrelli sulla sinistra da Di Ventura, poi Lucentini che va a recuperare il pallone, ci prova con il destro, troppo morbido, attenzione a Iarriccio che va in difficoltà. 8 minuti e 20 da giocare, sempre 2-1 per la Virtus Fondi. Adesso aggredita direttamente in zona alta da Di Ventura che strappa bene il pallone, poi ci prova con la conclusione alta però sopra la traversa De Luna. Aggredire alta la Virtus Ciampino, attenzione perché Colucci è tutta sola e prova a far male ma colpisce il palo. Mamma mia che pericolo per la Virtus Ciampino. Finisce fuori, sempre la numero 11 alla battuta. Vediamo se prova per Verrelli che si butta dentro, invece fuori da Di Ventura. Pensa anche alla conclusione, invece il suggerimento rasoterra intelligente per Verrelli. Si torna ancora da Di Ventura che lascia partire il destro. La controlla Iarriccio, palla leggermente alta. Ricomincia con pazienza da Alvino. Pisello. Di nuovo Segarelli. Costretto a tornare indietro la 13 che trova bene Pisello. La girata della numero 7 facile però per Iarriccio. Leggermente più avanti, sempre Alvino. Non va da Centola in questa occasione, va fuori da Segarelli che calcia bene, risposta di Iarriccio. Primo tempo che si è chiuso con la Virtus Fondi in vantaggio per 2-1 con i gol di Guercio e di Colucci. A nulla è servito fino a questo momento il gol per la formazione di casa di Segarelli. Squadra in campo, si attende soltanto il fischio del direttore di gara per partire con il secondo tempo. Zomparelli ricomincia direttamente da Iarriccio. Profonda la numero 3, attenzione perché la palla rischia di diventare complicata. Alvino la domestica bene la numero 10 aggredita da Jorné. Poi Verrelli prova ad andare via, buon servizio per De Luna, vediamo se la porta sul destro, potrebbe anche calciare da quella mattonella, decide invece di aspettare e andare indietro da Alvino che la controlla, poi spara in porta, Iarriccio risponde sulla numero 10 per la Virtus Ciampino, firmato Alvino. Verrelli. Centola prova a sfondare in mezzo a due, si subentra Verrelli che poi va alla conclusione, il miracolo di Iarriccio. Cosa ha tolto Iarriccio? Per il nulla da fare per la Virtus Fondi. Rimane sulla sinistra Centola, va da lei Verrelli.
Vediamo se prova a sfidare Zomparelli, lo fa sulla sinistra, riesce a metterla in mezzo, la sterzata e poi l'uscita di Iarriccio, grande giocata del capitano della formazione di casa. Guercio ancora per Cornet, dentro da Colucci, un po' di spazio su di lei, Alvino non riesce a chiudere e allora è facile per Colucci firmare la doppietta personale e portare la Virtus Fondi sul 3-1. Arriva tranquilla sul pallone, poi lo serve di prima intenzione per la corsa di Colucci, facile l'uscita di Taccaliti. De Luna prova a calciare di prima intenzione con la punta, facile per Iarriccio che la stringe poi in zona Segarelli, che si impegna a mantenere questo pallone in campo. Buono l'aiuto di Zomparelli che ha dato una gran mano in fase difensiva. Poi Cornet mette ordine, va da Guercio, aggredita la numero 10, poi la giocata di Ramirez che riesce ad andare via. Allora Segarelli, sempre di Ventura, destro, anche questo con l'illusione del gol, non ha trovato la deviazione ma sfila largo avversaria. Pallone adesso per Guercio, la gestione del numero 10, poi Colucci che non riesce ad addomesticare Segarelli, lotta con Guercio che la va a raccogliere anche in un secondo momento. Il destro del capitano, brivido per Taccaliti assieme a Segarelli, dentro Verrelli che ha preso il tempo, anticipato all'ultimo momento da Zomparelli. Poi Colucci, un po' di spazio, rientra velocemente Alvino in porta, un 1 contro 1 con Colucci che la spara ad Alvino, gli dice di no, prova ad andarsene Colucci a tirare in porta. L'ennesimo gol di Colucci che fa tripletta, porta sul 4-1 i suoi, sguarnita la porta della Virtus Ciampino. Centola, Alvino, da questi a Verrelli, torna di nuovo da Alvino, sempre per Verrelli sulla sinistra, buono l'esterno del piede per De Luna che ha un po' di spazio, prova con la punta, deviazione sotto misura di Centola che accorcia le distanze e fa 4-2 quando mancano 5 minuti e 50. 5-12 da giocare, dentro per Verrelli, conclusione sotto misura, arriva De Luna, in qualche modo Iarriccio e poi la spara dalla parte opposta ma è fuori misura. Ancora Alvino, Centola torna in mezzo, si chiude il triangolo, subentra Verrelli che però la calcia alta e poi pallone profondo per Colucci. Guercio, Zomparelli, buon lavoro di Centola che ruba il pallone, consente a De Luna di poter partire in verticale. Lo scarico con Alvino che ritorna in campo, la porta è sguarnita però c'è Zomparelli che potrebbe andare alla conclusione con l'esterno del piede, salvata forse da Di Ventura. Colucci che porta pressione, pallone in zona De Luna che la controlla per Alvino, c'è solo Centola, tu per tu con il portiere avversario. Iarriccio grandissima, dire di no. Lo scarico con Segarelli, si butta dentro Alvino, Segarelli prova proprio ad andare da lei in qualche modo, poi Iarriccio si accartoccia sul pallone che è carambolato anche sulla traversa, sulla conclusione sotto misura di De Luna. Che pericolo per la Visfondi. Guercio va profondo in zona Colucci, Alvino, l'anticipo di testa della 33 che chiude definitivamente la partita, è un grande il suo bottino personale. 5-2 a 11 secondi dal termine. Posizione, lancio sul secondo palo, sempre Colucci di testa, non ci arriva dal numero 33 ma ha fatto 4 gol che decidono la partita. Virtus Fondi che vola con il primato in classifica, vince 5-2 in casa della Virtus Ciampino. Sì, la differenza in classifica c'è, è inutile nasconderlo, però al di là del risultato finale la partita abbiamo dimostrato che abbiamo un discreto gioco, certo dobbiamo migliorare, però sinceramente gran parte della partita l'abbiamo fatta noi, poi ecco, non riusciamo a finalizzare, questo è un grande problema e dobbiamo migliorare anche sotto l'aspetto difensivo, però piena sufficienza alle mie compagne, alla mia squadra. Sì, vabbè, il gol è un episodio su un calcio piazzato, quindi è fine a se stesso, ribadisco, è stata per quanto mi riguarda un'ottima prova, era una partita che sentivamo, volevamo portare a casa i 3 punti, però ripeto, sono veramente soddisfatta dei miei ragazzi. Dove meritiamo di essere, non nascondo che avrei preferito qualche gradino in più della classifica, però siamo una squadra giovane, ci divertiamo e questo è quello che conta. Resta l'amarezza per la partita di oggi, però siamo un bel gruppo.